Non so cosa che sia successo. Ho sentito patapim, patapom, patapan, botte di qua, botte di là. Mi qua per terra che avevo una stuoia di 2 centimetri di sangue. Testimone di una brutale aggressione ancora sotto shock, la donna che vive in questo appartamento Ater di Piazza San Marco, nel cuore di Rosà, dove domenica sera una 42enne sua amica è stata colpita più volte con una forbice da una 46enne, ora in carcere a Montorio Veronese, con l'accusa di tentato omicidio. La stessa aveva chiesto ospitalità alla persona che occupa la casa dove si è sfiorata la tragedia. Gravissime le condizioni della ferita, in codice rosso in ospedale con lesioni alle braccia e all'area occipitale, colpita a pochissimi centimetri dall'occhio dopo una lite improvvisa, scoppiata pare per futili motivi tra quelle che erano fino a un attimo prima amiche. Non mi sarei mai aspettata una roba del genere, mai. Anche perché anche tutto il giorno è stata di là in camera, loro due a ciacqueare. Quindi tutto all'improvviso. Ma tutto nel giro di 2 minuti. Quanta paura ha avuto lei? Mi non capivo più niente. Sono andata, ho passato il passaggio a livello del sangue per terra, mi sono portata là sul divano, mi tremavo, era sangue dappertutto, dappertutto mi sa. È stata proprio lei a chiamare l'ambulanza, nonostante in casa ci fossero anche i due fidanzati della 42enne e della 46enne. Immediato l'arrivo dei carabinieri che hanno stretto le manette ai polsi della 46enne, la donna ferita è stata curata e dimessa, per lei una prognosi di 1 mese. Una vicenda che sta preoccupando soprattutto la prima cittadina di Rosà, nella duplice veste di sindaca e assessora ai servizi sociali, visto quello che ha vissuto chi occupa l'appartamento in piazza San Marco. Sicuramente è un fatto spiacevole, il luogo dove è avvenuto è un alloggio sociale dove vive una persona fragile in carico ai servizi sociali e ai servizi sanitari. Stiamo monitorando la situazione in modo che la persona comunque abbia supporto.